Gabriele Pernecchia, che è un esperto di finanza e di questioni economiche, Marco Cavedon, che è un esperto di MMT e vi spiegherà lui personalmente di che cosa si tratta, il gruppo Cittadini oltre la crisi e l'associazione Società Sostenibile, in collaborazione appunto con il gruppo MMT Veneto, vi presenta una via per la sovranità monetaria, che è una cosa da recuperare quanto prima, ed è per questo che noi ci siamo presi il compito di cercare di informare il più possibile i cittadini di che cosa si tratta, visto che c'è un grosso deficit di informazione in questo paese, soprattutto attraverso i mass media non viene assolutamente spiegato questo argomento, e in ogni caso vengono usati sempre dei termini molto criptati, molto complicati, solo per addetti ai lavori. Ecco, noi cercheremo di sminuzzare il più possibile la materia, per cui do la parola subito a Gabriele, che inizierà con la sua relazione. Dopo un mini intervallo ci sarà Marco, che ci introdurrà il suo argomento sulla MMT, ci spiegherà bene di che cosa si tratta, e dopodiché ci sarà uno spazio per le domande. Abbiamo predisposto dei fogli per scrivere le domande, se volete, che possiamo far girare nel frattempo che vi vengono in mente, no? E in modo poi da poter fornire un prospetto, e così il tempo che ci rimane per la discussione non sarà come al solito compresso nei convulsi ultimi 10 minuti. In questo modo speriamo di riuscire a organizzare una serata piacevole per tutti. Buon divertimento! Grazie Patrizia. Preferite il microfono o vado a voce? Col microfono, benissimo. Allora, grazie per essere intervenuti questa sera, nonostante il tempo non sia proprio clemente e soprattutto nonostante l'Italia sia sbagliata. Come ha detto Patrizia, Gabriele Pernecchia, mi interesso praticamente da sempre di economia, finanza e politica, ho 4 lauree in economia e 3 in scienze politiche, e spero che questo mi aiuti per questa sera. Qual è la mia intenzione? Per la trasparenza devo dire subito esattamente che cosa ho intenzione di fare e qual è il mio proposito. Il mio proposito è molto semplice, quello, come ha detto giustamente Patrizia, di dare informazioni. Cercherò di non usare aggettivi, cercherò di non dirvi qual è la mia idea personale, nel caso ve lo dirò, quindi potrete apprezzare se vi appartiene la mia personale idea, oppure potrete tranquillamente rigettarla. Le informazioni che ho raccolto, la maggior parte, sono disponibili in internet, quindi se volete approfondire, anzi vi prego a fine serata, se avete delle domande di approfondimento, volentieri, se sarò in grado ovviamente di rispondere. Vi prego anche di fare un lavoro a casa, quindi vi do anche un compito a casa se lo vorrete fare, e andare a cercare le informazioni aggiuntive che magari non sono stato in grado o vi ho dato in maniera parziale questa sera. Ho 30 slides. Mi è stato concesso un'ora, quindi avrò 2 minuti per ogni slide. Cercherò di essere solerte il più possibile e farò tutto quanto è possibile per rendere le slide. Mi serve un punto di partenza da dove partire. Siamo in un periodo di crisi, l'ultima crisi che si può assimilare alla presente è quella della crisi del 1929. Che cosa è successo nel 1929? Una cosa piuttosto semplice, purtroppo si ripete in questi giorni, una crisi di carattere finanziario che si è trasformata in una crisi di carattere economico. Chi speculava in borsa ha avuto dei problemi, questi problemi si sono trasferiti dall'ambito squisitamente speculativo nell'ambito dell'economia reale. Questi 2 signori, li vedete qua in foto, sono Glass e Stigl. Questi 2 signori hanno preparato la Federal Deposit Insurance Corporation, che non era nient'altro che una legge bancaria. Che cosa si prefiggeva questa legge bancaria? Visto il disastro finanziario ed economico della crisi del 1929, con il loro atto, con la loro legge, Stigl e Glass avevano definito 2 principi importanti, fondamentali. Primo, con questa legge bancaria venivano garantiti depositi fino a 250.000 euro, quindi non si potevano perdere più di 250.000 euro. 250.000 euro che venivano depositati in una banca erano garantiti ed erano intoccabili. Il secondo punto essenziale, fondamentale, è quello di separare l'attività di carattere squisitamente speculativo
uno se vuole speculare in borsa, titoli di borsa, valute, azioni, obbligazioni, petrolio, grano, eccetera, lo poteva fare, ma l'attività speculativa non poteva andare a intaccare, nel caso l'attività speculativa fosse in perdite, non doveva intaccare l'attività di carattere economico, e quindi la separazione ben distinta fra le due attività speculative e l'attività di gestione delle risparmio. Quindi le banche, dovevano esserci due tipi di banche di carattere squisitamente speculativo e banche di carattere di gestione dei risparmio. Questo Ziegler ha funzionato dal 1933 fino al 1999, quando l'allora presidente Bill Clinton ha deciso che il Glass-Steagall non doveva più essere utilizzato, non aveva più valore. Qualche anno dopo, nel 99, anno 2007, sapete la crisi dei subprime negli Stati Uniti del 2007, che si è trasferita da crisi di carattere finanziario in crisi di carattere squisitamente economico. Quindi coloro che avevano i depositi in banca, coloro che erano indebitati, eccetera, si sono visti pignorare la casa, moltissima gente ha perso il lavoro, purtroppo. E quindi la crisi di carattere finanziario si è tradotto direttamente in crisi di carattere economico, coinvolgendo poi tutto il resto del mondo. Ho un primo breve messaggio. È Enrico Letta che spiega il cosiddetto divorzio fra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Due signori, l'allora governatore della Banca d'Italia. È stata una svolta nella politica monetaria ed economica, questo ha voluto dire disaccoppiare, separare ciò che in tempo invece era unito. La politica monetaria la fa la Banca d'Italia, la politica economica la fa il governo. Questo vuol dire che la Banca d'Italia non era più costretta a comprare tutte le emissioni di titoli di debito che faceva il Tesoro. Quindi la Banca d'Italia non era più costretta a emettere moneta per riuscire a coprire ciò che il Tesoro faceva. Questo voleva dire responsabilizzare di più il Tesoro e soprattutto voleva dire tentare di abbattere l'inflazione. L'effetto fu che sull'inflazione questa operazione riuscì, l'inflazione dal 20% poi andò a venire al 5-4%. Sul terreno del contenimento della spesa pubblica ci vogliono invece politiche successive, perché quella decisione evidentemente non fu sufficiente. Se non ci fosse stata quella decisione, innanzitutto non saremmo entrati nella moneta unica, perché la separazione e l'autonomia della politica monetaria è uno dei crismi da cui è nato il Trattato di Maastricht e da cui poi oggi vive la moneta unica europea. Oggi è importante, è fondamentale, anzi viene riscoperto questo ragionamento, perché durante la crisi finanziaria ultima gli Stati membri hanno chiesto alla BCE di comprare obbligatoriamente titoli di Stato, titoli di debito, e la BCE lo ha fatto in parte e questo dibattito è aperto, quindi è una questione oggi completamente di attualità. Oggi ribadire l'autonomia della politica monetaria vuol dire anche ai governi nazionali: mettete insieme le politiche economiche a livello europeo, questo serve a tutti. Rapporti straordinari se si pensa anche alla modalità che oggi è stata raccontata, con la quale i due gestirono una vicenda tanto delicata. La gestirono con una grande complicità, sapendo che soltanto con una grande complicità tra di loro riuscivano poi a superare quelle opposizioni della politica che guarda a corto termine che li avrebbe invece bloccati. Questo rapporto di grande complicità tra di loro è sempre stata una delle cose che ho visto, una delle cose belle, una complicità positiva per il bene dell'Italia, per il servizio del Paese. Bene, abbiamo sentito l'informazione diretta, questo ripeto, su internet, quindi potete scaricarlo sempre lo avete sentito Letta che dice che è stata un'azione al servizio del Paese, che è stata una pubblicità positiva, perché in fin dei conti l'inflazione con questo divorzio 1981, anno che adesso andremo a vedere in particolare, questo divorzio è stato utile per il Paese, perché ci ha portato da un'inflazione cosiddetta a due cifre, quindi superiore al 10%, un'inflazione, una cifra intorno al 5%. Questo sul lato inflativo. Sul lato invece del debito pubblico, dice Letta, l'avete sentito dalle sue vive parole, sono state necessarie delle manovre aggiuntive. Adesso vedremo queste manovre aggiuntive in che cosa consistevano e che cosa hanno portato, e soprattutto qual è stato l'effetto positivo per il Paese. Questo signore, immagino lo conosciate tutti, è Nino Galloni, è stato ha avuto incarichi presso il
Ministero delle Finanze per parecchi anni, è stato professore universitario di economia e dice una cosa leggermente diversa da quanto ha detto Letta. Leggiamo che così sentiamo direttamente che cosa pensa Galloni del divorzio fra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Avete sentito che questo divorzio era per separare le due politiche, la politica monetaria che era in capo alla Banca d'Italia e la politica economica che invece è in capo al Ministero del Tesoro. Dice Galloni, il professor Galloni, col divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, per la prima volta il Paese è in crisi finanziaria. Cos'è una crisi finanziaria? Quando io posso essere in crisi finanziaria? Quando sono indebitato, non ho sufficiente reddito per far fronte alle mie obbligazioni. Sono indebitato, ho sottoscritto magari un contratto, delle cambiali, eccetera, non sono in grado di far fronte alle mie obbligazioni. Prima infatti era la Banca d'Italia a fare la prestatrice di ultima istanza, comprando titoli di Stato e di fatto emettendo moneta destinata all'investimento pubblico. Che cosa significa banca di ultima istanza, prestatrice di ultima istanza? Quando lo Stato ha necessità di indebitarsi emette titoli di debito, BTP, CCT, eccetera. Se c'è la banca nazionale, questa fa la prestatrice di ultima istanza. Dopo il collocamento, se non tutto il collocamento dato confine presso il sistema bancario del Paese e internazionale, c'è sempre la banca di Stato che compra la parte residua del debito che è stato emesso e che non è stato completamente attivato, che non è stato completamente acquistato dal sistema bancario nazionale o sistema bancario internazionale. Chiuso il rubinetto della lira, la situazione precipita con l'impennarsi degli interessi da pagare a questo punto a nuovi investitori privati, perché Andreatta, l'allora ministro del Tesoro Andreatta, aveva l'idea di costringere l'Italia a funzionare meglio e quindi pensava che staccando il rubinetto dei soldi facili, come almeno così lo aveva definito lui, di staccare il rubinetto dei soldi facili dalla Banca d'Italia verso lo Stato italiano, le cose sarebbero migliorate. L'interesse da pagare per conto dei nuovi investitori privati, il debito pubblico esploderà fino a superare il PIL. Quindi le manovre aggiuntive che dice Letta, secondo Galloni, invece hanno una valenza completamente diversa, un peso completamente diverso. Non è un problema, ma è esattamente l'obiettivo voluto mettere in crisi lo Stato, disabilitando la sua funzione strategica di spesa pubblica a costo zero per i cittadini. Qua, se permettete un aneddoto, in quel periodo io stavo per finire economia e nei corridoi della facoltà di economia noi poveri studenti parlavamo di questo e l'idea complessiva che noi studenti dell'epoca, qualche anno fa, avevamo era questa. L'idea di Galloni potrebbe essere una buona idea, purtroppo non abbiamo una strategy exit. Se non funziona saranno veramente dei guai per lo Stato italiano. E vediamoli adesso i guai, le famose manovre aggiuntive di cui parlava Letta. Però Letta parlava anche della riduzione dell'inflazione da 2 cifre a una cifra, dal 20% circa, un po' più alta, al 5% circa. È successo così, vediamo, spero che riusciate a vedere, sì, è grandissimo, quindi riuscite a farlo. Vedete che qua l'inflazione della serie storica parte dal 1956, vedete che dal 1956 fino al 1971, facciamo una media, non complichiamoci la vita, possiamo dire che siamo intorno al 4,5-5%. La prima salita, il primo picco, lo vedete in corrispondenza dell'anno 1971. Che cosa è successo nell'anno 1971? Una cosa che nella storia finanziaria mondiale non era mai successa. Dall'allora presidente Nixon degli Stati Uniti con un discorso alla televisione che è durato circa 1 minuto e 30 secondi a fare carta straccia degli accordi di Bretton Woods. 40 paesi si erano riuniti dall'1 al 22 luglio 1944 a Bretton Woods negli Stati Uniti e avevano deciso sostanzialmente che l'unica moneta al mondo convertibile in oro, in ragione
di 35 dollari all'oncia fosse soltanto ed esclusivamente il dollaro degli Stati Uniti. Nessun'altra valuta al mondo avrebbe potuto essere convertita in oro. Bene, Nixon aveva il problema della guerra del Vietnam, aveva inondato il mondo di greenback, di dollari, e alcuni paesi si erano accorti che il valore effettivo del dollaro in circolazione non corrispondeva più ai depositi in oro che erano stati accumulati nel frattempo a Fort Knox, quindi della Federal Reserve Bank. Che cosa avevano fatto gli stati? Uno in particolare, ma non solo questo. La Francia si era accorta che questo rapporto non sussisteva più. Ha cominciato a mandare all'incasso, a chiedere del controvalore dei dollari che mandava la Federal Reserve in oro. Bene, Nixon si era reso conto, perché evidentemente era stato informato, in quel periodo la Federal, il Fort Knox, dai depositi di Fort Knox erano già usciti 90.000 tonnellate d'oro. Se andate in internet potete farlo, c'è ancora il discorso originale di Nixon. Nixon dice: io ho dovuto fare questo per difendere la speculazione internazionale contro il dollaro degli Stati Uniti, dimenticandosi, purtroppo succede anche questo alle persone umane, dimenticandosi che era stato proprio lui, con la sua attività di spargere il dollaro presso tutte le banche centrali del mondo, che aveva sparso l'inflazione interna degli Stati Uniti a tutto il resto del mondo. Però dice: l'ho fatto per difendere il dollaro degli Stati Uniti. Questo è un primo passaggio che, vedete, le informazioni a volte devono essere enucleate e ben ricercate. 1971, primo picco, non solo gli accordi di Bretton Woods che non sono più validi, ma abbiamo anche la prima crisi petrolifera, dopo nel 1973 si ripete. In sostanza tutti i paesi del mondo possiamo dire che hanno avuto un periodo di inflazione a due cifre, prima di tutto perché il petrolio costava di più e poi perché si trovavano nelle banche centrali delle casse piene di dollari, ma questi dollari non avevano più la convertibilità in oro e quindi si trattava soltanto di aver inondato il mondo di carta stampata, non più di valore intrinseco ponderale. Arriviamo al 1981, anno in cui Letta dice che è stata una cosa favorevole per lo Stato, il divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. In effetti, se andiamo a vedere questo grafico, dal 1981-82 circa, l'inflazione comincia a ridiscendere e ridiscende fino al tasso del 5% a partire dall'anno 1987. Dall'87 fino al 2012 vedete che l'inflazione resta più o meno lì, quindi c'è stato un periodo deflattivo. Ma come è stato un periodo inflattivo per il mondo, possiamo altrettanto arguire che è stato un periodo deflattivo o un periodo di inflazione bassa per tutto il resto del mondo, perché se dal 71 abbiamo visto il picco, significa che nella parte finale del grafico che il mondo ha risposto secondo un andamento deflattivo, quindi che per il semplice fatto che ci sia stato il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, come dice Letta, forse qualche dubbio, guardando questo grafico e facendo un minimo di attenzione a questo, a che cosa ci dice questo grafico, forse qualche dubbio lo possiamo legittimamente avanzare. Andiamo a vedere, c'è la seconda parte della descrizione di Letta che dice: abbiamo avuto bisogno per il debito pubblico di manovre aggiuntive. Vediamo le manovre aggiuntive, spero che possiate vedere nella scala, comunque ve lo dico io. Il grafico parte da prima dell'Unità d'Italia, parte dal 1870. Vedete, scusate, la riga nera è il prodotto interno lordo, sapete tutti che il prodotto interno lordo è la quantità di ricchezza che uno Stato riesce a produrre nell'unità di tempo, quindi noi prendiamo per unità di tempo l'anno. La linea rossa purtroppo è il nostro debito. Un'informazione che sento pochissimo alla televisione, la sento ancora, me la vedo ancora meno sui giornali. Che differenza c'è tra debito pubblico e PIL? Che il debito pubblico è uno stock, è una quantità di moneta,
è lì fisso come fosse una pietra, come fosse un mobile, lì non si muove e non è lì, è uno stock, qualche cosa di quantitativo. Il prodotto interno lordo invece è un flusso di cassa in sostanza, un flusso tra entrate e uscite nel bilancio dello Stato, è una differenza fondamentale, perché come io che abbiamo sentito prima da lui in crisi finanziaria, io sono in crisi finanziaria quando il mio debito con voi ho 10.000 euro di debito, è uno stock fisso, e devo far fronte col mio flusso di cassa, con il mio misero stipendio e con le mie attività di carattere economico. Quindi se dal mio flusso di cassa non avrò sufficiente disponibilità liquida, nel mio caso perché sono una persona fisica, sarò in crisi di carattere finanziario. Bene, andiamo a cercare di capire che cosa ci dice, di che cosa ci parla questo grafico. Vedete che c'è una prima perturbazione, questa qua purtroppo, qua siamo nel periodo della prima guerra mondiale, ma vedete che le due linee sostanzialmente sono vicine. La seconda perturbazione, questa, è la crisi del 29 di cui abbiamo parlato, dove funzionava il Glass-Steagall. La terza, questa qua, invece era purtroppo la tragedia della seconda guerra mondiale, ma anche lì vedete che nonostante tutto, tragedia a carattere mondiale, le due linee sono ancora vicine. Abbiamo un buon periodo però anche questo di continuo prodotto interno lordo in crescita per gli italiani. Questo è il periodo del trasferimento dei soldi, dei trasferimenti delle disponibilità finanziarie che arrivavano dagli Stati Uniti per la ricostruzione di tutti i paesi che erano stati colpiti dalla seconda guerra mondiale. Il famoso piano Marshall, ne avrete sicuramente sentito parlare. Vedete che in quel periodo particolarmente fortunato, le due linee, grazie a Dio per noi, continuavano a allontanarsi una dall'altra, quindi era un periodo particolarmente felice per lo Stato italiano. Arriviamo al 1981. Il 1981 sono quei tre puntini lì orizzontali. Da quel momento lì, forse con il mouse riesco ad essere un pochettino più preciso, eccolo qua siamo nel 1981, dopodiché vedete che ci sono continui puntini rossi che si allontanano l'uno dall'altro. Significa che il debito pubblico da quel momento ha cominciato a volare, veramente ad andare molto in alto, sempre più in alto, perché tutti gli anni il debito pubblico aumentava sempre di più. Nino Galloni ha detto causa gli interessi passivi che lo Stato italiano doveva aumentare sempre di più per far accettare il suo debito pubblico al sistema bancario nazionale ed internazionale. Dal 1981 fino al 1990 il prodotto interno lordo è sempre riuscito ad essere superiore all'indebitamento dello Stato, al debito pubblico. Anno 1990, 9 anni dopo il divorzio della Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, abbiamo l'anno del sorpasso. Il debito pubblico supera il prodotto interno lordo, quindi arriviamo al 100% del prodotto interno lordo, fino ad arrivare al 133 e 16, mi pare, sì, 133,1 di oggi. Quindi siamo al 133% della ricchezza che noi tutti come collettività, come Stato italiano, riusciamo a produrre nell'unità di tempo anno. Quindi quanto ha detto Letta, credo che guardando questo grafico e guardando il grafico che abbiamo visto precedentemente, anche lì magari c'è stata una crisi di informazione. Magari dire abbiamo avuto bisogno delle manovre aggiuntive, spiegare che cosa consistevano queste manovre aggiuntive. Le manovre aggiuntive sono questo, che il debito pubblico continuava ad aumentare, invece il prodotto interno lordo purtroppo non seguiva lo stesso andamento del debito pubblico. Vai avanti. Vediamolo visivamente, togliamo il prodotto interno lordo. Guardate in fondo scala 1980, guardate l'andamento che ha ricevuto, è un andamento esponenziale, lo abbiamo visto prima, quei puntini rossi che si allontanavano sempre di più, qua credo che non ci sia bisogno di nessun commento perché
il grafico parla da solo. Abbiamo un'altra cosa che sentiamo dire, dato che cerco di darvi quante più informazioni possibili e utili, almeno spero che questo mio intendimento, siamo in crisi, aumentiamo le tasse, aumentiamo le accise sui carburanti, sugli alcolici e aumentiamo l'IVA, così l'introito da parte dello Stato aumenterà. Bene, questa è una curva conosciuta da tutti, questa siamo tutti quanti noi, questa è una trasposizione solo matematica del nostro atteggiamento economico quando andiamo alla pompa della benzina o quando andiamo al supermercato. Che cosa succede? Accise sui carburanti. Io stavo fra l'altro noi abbiamo le accise che stiamo pagando ancora per la guerra di Etiopia 1933, quindi abbiamo le accise anche che ci trasportiamo ancora dall'epoca fascista. Qual è il nostro atteggiamento economico quando andiamo alla pompa dei carburanti? Se vediamo che il prezzo del carburante, grazie all'incremento del prezzo del greggio e grazie soprattutto all'incremento delle accise, se il prezzo del carburante continua a salire, prima cerchiamo di consumarne meno, se continua il prezzo a salire cerchiamo un succedaneo, quindi GPL, gas di petrolio liquefatto, oppure metano, oppure abbandoniamo l'auto e andiamo con i servizi pubblici. La stessa cosa quando andiamo al supermercato o compriamo qualche cosa o dobbiamo sostituire la macchina, grazie all'IVA che è aumentata cerchiamo di ridurre i consumi. Se riduciamo i consumi sia di carburanti sia delle rate alimentari, per esempio il costo del burro è troppo alto, per noi è troppo alto, cerchiamo succediamo e compriamo la margarina. Che cosa succede? Che cosa ci dice con la curva di latte? Che, ripeto, non è nient'altro che la trasposizione matematica dei nostri atteggiamenti economici. Dice questo, innanzitutto chi era Laffer? Laffer era il consigliere economico dell'ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, che lo avvisava, diceva: signor Presidente, stia attento perché non può continuare a aumentare le imposte a carico dei cittadini degli Stati Uniti, perché c'è un limite oltre il quale il gettito complessivo dello Stato sarà in diminuzione. L'altra diceva fino al 30%, non di più. Infatti, se vedete nella colonna delle ordinate abbiamo il gettito, nella colonna delle scisse abbiamo la pressione fiscale. Siamo nella parte ascendente della curva, se aumento un pochettino, passo da 10, 15, 20, 30%, il gettito complessivo dello Stato nelle ordinate aumenterà sempre di più. Se passerò questa linea di demarcazione del 30%, ci dice Laffer, guardate che il gettito complessivo dello Stato sarà in diminuzione. È quello che sta succedendo a tutt'oggi. Se andate a vedere giornali di qualche tempo fa, vedrete che accise dei carburanti, gettito per l'erario in diminuzione, aumento dell'aliquota IVA, gettito per l'erario in diminuzione. Ma allora perché non ci vengono chiaramente dette queste cose? È mai possibile che, dato che questa curva è conosciutissima, è proprio l'ABC 1+1 dell'economia, perché i nostri politici, i nostri governanti a tutti i livelli, le banche non ci dicono mai e soprattutto hanno un atteggiamento esattamente contrario rispetto a quanto dice Laffer? Perché non ci viene mai detto questo? Perché hanno paura che noi cittadini non siamo in grado di capire queste cose se ce le spiegano? Io penso che in termini con i quali ho espressi io saremmo in grado tutti quanti di apprezzare e di capire che cosa fanno. Io credo che a questo punto ci vorrebbe Sigmund Freud per darci una spiegazione chiara di perché i nostri governanti, il Ministro del Tesoro in particolar modo, il Ministro delle Finanze, continuano ad aumentare le accise, continuano ad aumentare le aliquote IVA e non ci spiegano che hanno il problema al contrario, perché il gettito complessivo dell'erario è in diminuzione. E ce li spiegano, siamo qua a loro disposizione. Ecco, andiamo a fare un passo in avanti e vedere che cosa succede a livello internazionale. Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Io vi ho compresso l'articolo 123 perché sapete che il Trattato di Lisbona doveva essere incomprensibile proprio perché la gente non riuscisse ad apprezzare
che cosa c'è scritto lì dentro. È in internet, andatevelo a leggere se volete, è piuttosto voluminoso, è scritto in politichese, vi avviso subito. Io ho cercato di fare un concentrato dell'articolo 123. L'articolo 123 dice sostanzialmente che c'è il divieto di finanziamento del debito pubblico degli Stati aderenti all'Unione Monetaria Europea. I 17 Stati che fanno parte dell'UE, il loro debito pubblico non può essere finanziato da parte della Banca Centrale Europea. Perché? Andiamo avanti, cerchiamo di capirlo. Se la Banca Centrale Europea non può finanziare direttamente il debito pubblico degli Stati, debito sovrano, altrimenti detto, abbiamo letto tutti sui giornali che la Banca Centrale Europea ha finanziato attraverso l'LTRO, Long Term Refinancing Operation, il sistema interbancario internazionale, non solo italiano, di tutte le banche che erano all'interno e sono attualmente all'interno dell'euro, del sistema euro. Tutte banche private, non c'è più la banca centrale che possa decidere la politica monetaria, tutte banche private. Devo avvicinare un pochettino, dice penalizzata l'economia reale. Perché penalizzata l'economia reale? Che cosa è successo? È successo praticamente questo. Voi sapete che il Long Term Refinancing Operation dà finanziamenti alle banche, sottolineo ancora, private all'1%. Pausa. Questo l'abbiamo sentito dappertutto. Facciamo un piccolo ragionamento. La Banca Centrale Europea finanzia le banche private all'1%. Che inflazione abbiamo? Di circa il 2%. Ma scusate, c'è qualche cosa che probabilmente non è chiaro. Se una banca finanzia un'altra banca privata, Banca Centrale Europea privata, finanzia un'altra banca centrale privata all'1% e questa banca restituisce dopo un anno il capitale ricevuto inflazionato al 2%, la banca privata restituisce alla Banca Centrale Europea, anzi la Banca Centrale Europea finanzia l'altra banca privata a tasso reale negativo. Negativo, perché se all'1% arriva ad un anno, dopodiché restituisce inflazionato, vuol dire che i tassi reali siano negativi. Chi paga la differenza? Qui bisogna farsi la domanda, perché ci dicono sempre finanziamento all'1%, non ci dicono mai cittadini fate questo ragionamento, passano 365 giorni, restituisce in termini reali del meno 1%. Siamo riusciti a fare anche questo in Europa. Bisognerebbe che qualcuno lo spiegasse. Andiamo avanti. Ricevono questi finanziamenti, dopo vi dirò a quanto siamo arrivati come finanziamenti complessivi. Le banche non finanziano, come dice l'articolo dell'8 agosto 2012, non finanziano le attività economiche reali. Cioè, se io sono un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano e vado in banca e chiedo un mutuo, un prestito, mi dicono di no, perché non sono sicuri che io riesca con la mia attività, con il mio flusso, con il mio reddito, con il mio flusso di cassa, che sia in grado di rimborsare quanto chiesto dalla banca. Quindi mi dicono no, per me che a te sei un bravo ragazzo, ti conosciamo, ma finanziariamente non possiamo essere garantiti da te come imprenditore perché c'è la crisi, che ho sentito 2 volte che c'è la crisi, non sarai in grado di rimborsare. Chi invece sarà sicuramente in grado di rimborsare? Lo Stato. Lo Stato, un popolo non sparirà, lo Stato non sparisce, lo Stato in teoria non fallisce e quindi i finanziamenti che sono arrivati dalla Banca Centrale Europea all'1% vengono dirottati in massima parte, non fidatevi di quello che vi dico, dopo vedremo se c'è un termine che ci possa
dare affidabilità a quanto dico, sono andate a finire nell'acquisto dei titoli del debito pubblico, debito sovrano, che paga fra il 4 e il 6%. Quindi togliamo l'inflazione, che così non ci complichiamo la vita, arriva il finanziamento alle banche private all'1%, investono nei titoli di Stato del debito pubblico al 4, 5, 6%, dipende dalle emissioni, e guadagnavano, lucravano come minimo il 3%. Quindi in termini inflattivi restituiscono almeno l'1%, in termini reali guadagnano il 3%. Scusate, un grandissimo affare, ma questo affare dobbiamo anche ponderarlo. Quanto ha dato con il long term refinancing operation la Banca Centrale Europea? Ha dato la bellezza, a 4 lire veramente, di 1.000 miliardi di euro. 1.000 miliardi di euro, ma il nostro debito pubblico quant'è? È poco più, è 2.078 miliardi di euro. Ha dato la metà al sistema bancario internazionale, esattamente poco meno della metà dell'intero debito pubblico italiano. Ponderiamo anche questo. Ma qual è il debito pubblico più grande in assoluto del mondo? Ve lo dico subito. Stati Uniti, Giappone, Germania e Italia. Siamo il quarto debito pubblico al mondo. La Banca Centrale Europea ha finanziato il sistema delle banche private per la metà del debito pubblico italiano. Non fidatevi di quanto vi dico, andiamo avanti. Andiamo a vedere che ci sia qualcheduno fuori dal sistema monetario europeo, fuori dall'Unione Europea, che ci dica se veramente le cose sono state così. Eccolo qua, Credit Suisse, credito della Svizzera, acquisto di titoli di Stato da parte delle banche italiane. Vedete, il 2011 addirittura era negativo, scusatemi, arriva l'LTRO, Long Term Refinance Operation, vedete l'ultima barra, 1.000 miliardi di euro. Andiamo avanti. È lecito fare una cosa del genere? Uno può dire, ma io come cittadino mi sento un tantino truffato da questa cosa, ma perché io devo corrispondere attraverso le imposte al continuo aumento di pressione fiscale un'operazione finanziaria a vantaggio del sistema delle banche, e io devo perdere il lavoro, io piccolo artigiano devo chiudere la mia attività, e qualcuno purtroppo ha pensato che passando a miglior vita si risolvono le cose. No, le cose passando a miglior vita non si risolvono, dobbiamo risolvere qua e chiedere esattamente a chi ha costituito questo sistema che ci dia le informazioni per essere in grado di giudicarli e di giudicare la nostra attività. Perché, ripeto, è stato un grandissimo business, ma questo business lo stiamo pagando noi cittadini come collettività attraverso il nostro lavoro, attraverso i nostri risparmi che diminuiscono sempre di più, attraverso l'impoverimento dei nostri finanziamenti. Questo signore Martin Schulz, lo sapete tutti, è il Presidente del Parlamento Europeo, che ad una domanda di un ragazzo gli dice chiaramente: senta Presidente, ma questo finanziamento non le pare, usa il termine, non le pare che sia la più grossa, colossale truffa mai perpetrata a carico dei popoli d'Europa? Sentiamo Martin Schulz, il tedesco, risponderà con 2 parole in